Passo a prenderti tra un'ora. Penso che il biroccio non monterò mai. In che senso Fradei Corona? Fradei Corona, uno Semo, st'altro Mona. Bruno e Biagio di Cancellazione Gratuita diventano Zeno e Pietro di Una Buona Giornata, la nuova sitcom in onda su Antenna 3 a partire da venerdì. Una mappa lasciata in eredità dal nonno riunisce due fratelli che insieme partono tra mari, monti e colline alla ricerca del tesoro. Ma cosa sei? Non si capisce niente. Dove dobbiamo andare? Tu vai di là? Io vado qua. Vabbè. Sai cosa penso? Che a questa eredità ci tengo più io di te. Diversi ma uniti dall'affetto e dalle intenzioni, un viaggio che li avvicinerà ancora di più nel cuore, aiutandoli a conoscersi. Sai che ti dico? Che oggi è stata una buona giornata. Attraverso i luoghi del nostro Veneto si snodano le peripezie di Pietro e Zeno per la nuova produzione targata Restera Produzioni. Il desiderio grande è quello di portare la fiction nel nostro territorio veneto. Per far questo abbiamo iniziato con delle piccole cose. L'idea di portare la fiction qua significa creare un piccolo polo di produzione e dare spazio anche ai ragazzi che noi abbiamo nella nostra accademia, con le dovute proporzioni, ci mancherebbe, che hanno voglia di studiare sì, ma anche di testare sul campo le loro qualità, le loro abilità, e noi oggi questo lo stiamo facendo, ci stiamo portando tanti ragazzi all'interno dei nostri set. Una comicità che non poggia su stereotipi né si alimenta di volgarità, un racconto vivace e divertente dove il viaggio è anche interiore. Il nostro umorismo è un umorismo popolare, lo chiamiamo pop, nel senso che è popolare. A noi piace far divertire in maniera trasversale, dal bambino all'adulto, all'anziano, e ci piace moltissimo il processo di riconoscimento delle persone anche nei confronti del proprio territorio. Noi, molti dei nostri spettacoli, non tutti, ma molti dei nostri spettacoli virano verso il Veneto, perché ci piace il fatto che anche la lingua veneta venga valorizzata. Il pubblico si sta affezionando a Igor e Davide, che di conseguenza vanno in scena portando Cancellazione Gratuita prima, Una Buona Giornata oggi, e poi vediamo in futuro, che la volontà è quella comunque di proseguire, di continuare magari con una seconda serie, come insegnano i mostri sacri. È stata una buona giornata. Una buona giornata.